Amici di Sportissimi appassionati di futsal, ben trovati da Francesco Cammuca. Siamo qui pronti per raccontare la sfida che mette di fronte Trem, Palermo e Sant'Isidoro Bagheria contro il Cus Palermo, in cui non ha vissuto un grande pomeriggio, ma intanto attenzione perché il Sant'Isidoro si porta subito in avanti e si porta subito in vantaggio. Il gol dell'1-0 firmato dalla squadra di coach Ticali, che dunque parte subito forte, sblocca la partita. Il numero 5 Sardina, il numero 9 il capitano Sciacchitano, giocatore senza dubbio da tenere d'occhio, ma intanto Calvaruso subito col pareggio è arrivato, non si è fatto attendere la reazione del Trem, firmata Calvaruso col Ficarazzi, col Palermo Futsal Club. Intanto qui, bella giocata ancora da parte di Sardina, secondo palo! Campagna! Col gol del 2-1, qui sorpresa totalmente. La linea difensiva del Trem, torna in vantaggio il Sant'Isidoro. Qui attenzione perché la palla passa e allora Sardina si può presentare a tu per tu con Giglio che lo ipnotizza e poi la prende in due tempi, occasionissimo ancora. Pallone indietro, Molinaro, in qualche modo Licciardi, poi ancora super Licciardi, sbraccia Sciacchitano, l'arbitro lascia giocare, allora riparte Piazza, 2 contro 2, Piazza evita Molinaro, palla sul sinistro, la prova, c'è la deviazione di Runfolo, palla in calcio d'angolo, Di Dio, Runfolo fronte alla porta, di punta, colpisce il palo, gran conclusione qui di Runfolo sfortunato. Non facile da mandare a bersaglio. Intanto Ricciardi, colpo di testa all'indietro di Dio. Lo sanno! Incrocia col destro, imparabile per Giglio. Cambia ancora il punteggio, allunga sul 3-1 il Sant'Isidoro Bagheria. Palla per Calvaruso, fronte alla porta, allarga sul Finazzo che va dentro! Scalavino trova il gol, accorcia le distanze il Trem, che trova finalmente una giocata corale e segna il 2-3. Sciacchitano appena tornato in campo, resiste, Sciacchitano passa ancora, Sciacchitano, palla allargata, Campagna, Sardina, Giglio torna in posizione, nega il gol, l'altro angolo per il Trem, questa volta battuto su Di Dio. Ecco Scalavino, calcia con deviazione ancora una volta, anzi forse no, ma la palla sibila. Scalavino, Calvaruso, palla dentro Guglielmini, il pareggio del Trem, salvo Guglielmini, trova il tapin vincente, la ripresa il Trem. Scalavino, Calvaruso si è trovato nella traiettoria di passaggio, apre ancora, Scalavino, Licciardi in calcio d'angolo. Sciacchitano, scivola Di Dio, allora può andare Sciacchitano, ancora avanti il Sant'Isidoro, la giocata individuale di Capitan Sciacchitano che firma il 3-4. Attenzione alla ripartenza, Sardina ancora per Sciacchitano, c'è il secondo palo per Piazza, 5-3, allunga ancora il Sant'Isidoro, Sciacchitano con l'assist questa volta per Piazza e nuovamente sul +2 la squadra di Ticali. Di Dio, calcia, Licciardi, vola e la mette in calcio d'angolo. Intercetta Sardina che la tiene in campo, arriva Calvaruso che gliela porta via, spinge Calvaruso, fronte alla porta, spara Calvaruso, palla fuori. Ora Finazzo, 1 contro 1, Calvaruso prova a girarsi, scarico Runfolo tira e spacca la porta Runfolo, 4-5 il risultato, il gol del numero 19 che accorcia le distanze. Punizione Trem sulla palla Runfolo che può provare a concedere il bis, fischia l'arbitro, Runfolo fuori di pochissimo. Di Dio con l'angolo dentro, Ricciardi, la palla rimane lì, Finazzo, Calvaruso prova a liberarsi, Finazzo sul fondo con deviazione. Di Dio, Runfolo, Finazzo, Runfolo fronte alla porta, spara Runfolo, palla fuori. Sciacchitano riesce a girarsi, Sciacchitano calcia
E ancora in gol. Shachitano ha fatto quello che ha voluto, è riuscito anche a trafiggere Giglio. Torna a +2 il Sant'Isidoro. Ancora una volta in power play il Trem. Finazzo, Di Dio, Scalavino dentro, intercetta Sardina, poi Runfolo in orbita. Scalavino, Finazzo, Di Dio subito verticale, Calvaruso dentro, Runfolo, il gol di Runfolo, bellissima qui la giocata in power play perfetta del 3M. 5-6 il risultato adesso. Poi palla per Di Dio, il recupero di Sardina, fa attenzione perché la porta è vuota, Shachitano corre, la guarda, la mira, la prende. 7-5 e qui forse scorrono i titoli di coda sulla gara. Gol, tripletta di Shachitano. Shachitano può andare per il poker personale per il 5-8. Fischia l'arbitro, la rincorsa di Shachitano, la spaccata di Giglio. Non trova compagni da servire Sardina, ma arriva il fischio, è finita la partita. Il Sant'Isidoro Bagheria espugna il 3M di Palermo con il risultato di 5-7.